Ciao Paolo, sono Ciao. Valentina Razza, sono nata a Gorizia perché mio papà è di Fara di Sonzo, però diciamo che la mia infanzia l'ho passata a Resia fino agli 11 anni e adesso che sono vecchia sono tornata a Resia. Gigina Di Biasio, nata a Gemona, perché mia mamma mi ha portato a Gemona a partorire, è andata a Gemona a partorire nel giugno del 63. Abito qua da sempre e credo morirò qua, insomma. La Val Resia è un luogo in cui le persone ancora mantengono ben vive le proprie tradizioni. Valentina e Gigi ci hanno parlato del carnevale resiano con i suoi costumi e i suoi antichi significati, ma ci hanno condotto anche a conoscere i budetichi, i folletti che nessuno mai ha visto ma che tutti conoscono. Un viaggio affascinante alle radici di un popolo. Noi stiamo cercando proprio le radici, quindi cerchiamo i vostri ricordi, quello che voi sapete o che vi hanno raccontato del modo di vivere di una volta, delle paure che c'erano, di quello che vi raccontavano, degli infile, festività particolari, come so che il carnevale qui da voi è una cosa importantissima, giustamente, perché poi un po' in tutto il mondo il carnevale ha una connotazione religiosa, spirituale, profonda, e voi qui avete mantenuto molto bene queste radici, per cui sono tutte cose... Penso che Resia più che religiosa sia più pagana che religiosa, cioè Religiosa la in questo libertà, lo senso. stravolgimento del ruolo, no? Proprio il mascherarsi di qualcos'altro, no? Certo, questo è tipico del carnevale comunque. Sì. Sì, Sì, giustamente hai detto, è la festa pagana, no? Se leggo il calendario, le feste del calendario resiano, no? Sono tutte feste religiose al quale a Resia si unisce la componente poi pagana. Certo. Della tradizione resiana. Ma invece la festa pagana di per sé, come sua natura che sia, è il carnevale. E durante la festa del carnevale si esprime al meglio tutto il patrimonio immateriale resiano che c'è. Pertanto la lingua, lo slavo antichissimo, la musica e il ballo, che sono di matrice celtica, sopravvissuta insomma a livello musicale, credo sia un fossile vivente la musica resiana, è ancora oggi molto viva e sentita, insomma. E poi i costumi, e fino a pochi anni fa potevi sentire anche i canti resiani, cantati dalle donne in piazza, soprattutto la domenica.
per me, io aggiungo la mia idea, adesso non mi ricordo se avevo letto qualcosa a proposito del carnevale, di Rimbaud, eccetera, ma secondo me è anche un momento di sfogo per il povero, quello che deve stare sempre sotto, per cui tutto gli è concesso e quindi ha questi giorni di follia, di bere eccessivo, di ballare, di vivere in modo eccessivo, ecco. E allo stesso tempo per chi era sopra e che doveva mantenere un atteggiamento, diciamo, serio, sobrio, l'ordine costituito, a sua volta, attraverso la maschera, può fare quello che vuole. Anche, come dire, lenisce le tensioni sociali che si creano, perché il momento più difficile per le comunità contadine, dove l'unico elemento presente sempre era la fatica del sudore e molto spesso anche la fame, cioè la costrizione, no? E questo avveniva in modo ancora più incisivo, ancora più pesante d'inverno, perché oggi abbiamo il sole anche d'inverno, vai in sala, accendi la luce dappertutto, pertanto è un altro vivere. Ma dobbiamo provare a pensare 100 anni fa, quando c'erano al limite le candele, le torce, voleva dire avere notte dalle 4 del pomeriggio alle 8 del mattino dopo, cioè era una notte continua. Io riflettendo su questo dicevo, comunque Aresia era meglio che non rispetto alle valli contigue o anche un po' più lontane, insomma, quelle prossime ma quelle più lontane, in quanto questa tensione che si creava durante l'inverno, questa costrizione che avevi, questo buio, veniva vinto dalla musica, dal ballo, perché potevano Pasacoleda, non so, eccetera. Era un momento di socialità. Pasacoleda e di solito per l'Epifania si andava per le case a raccogliere i bambini, a raccogliere qualcosa. Io mi ricordo quando ero piccola di tutto, la manciata di farina, le 4 noci, la caramella soprattutto la farina, le noci, perché dopo con questa raccolta si faceva il buiarnik, che è un dolce tipico. E mia mamma, che appunto mi ha imprestato questo quaderno, che è un quaderno dove a lei piace scrivere dei racconti, e quindi con gli anni ha buttato giù un po' i suoi ricordi e anche delle cose sue personali, della sua famiglia, piuttosto che di suo fratello, o cose sentito dire, insomma. Ho trovato ci sono anche appunto delle usanze che sono quelle di cui cerca lei, cioè per esempio dice alla vigilia dell'Epifania, quando le campane iniziavano a suonare annunciando l'arrivo dei re magi, le donne resiane prendevano un pezzetto di lana, lo sgarzavano, cioè un mucchietto di lana, lo sgarzavano con le dita, con il fuso facevano un filo che infilavano nel lago, un piccolo pezzo di filo, e con esso cucivano una croce all'interno della maglia a contatto col corpo. Questo però doveva essere fatto nel tempo in cui suonavano le campane, per cui una cosa velocissima, altrimenti non sortiva l'effetto, diciamo, di proteggerti. Dice anche altri momenti che non sono l'Epifania, per esempio che non bisognava fare scommesse dopo il calar del sole, se non si era sicuri di vincere, altrimenti venivano sti famosi budechichi che erano il terrore di tutti i bambini, adesso vi dico perché, correggimi Gigino, budechi e nudo, sarebbe l'ombelico, no? Ma in teoria nudo, cioè io ricordo mia mamma, sei budechi, no? Cioè vuol dire sei proprio nudo, e quando uno è nudo gli si vede l'ombelico, per cui poi automaticamente budechi è diventato un po' il simbolo dell'ombelico, cioè vuol dire sei nudo, cioè ti si vede l'ombelico. E questi budechi erano dei folletti nudi
che si nascondevano negli affratti, qua a San Giorgio nel Potocco. No, quando iniziava a suonare la Ave Maria, i bambini in giro per il paese dovevano rientrare a casa e dovevano essere a casa sulla soglia Zaprofundus, che suona un quarto d'ora dopo. Perché? Perché alle 9, insomma, quando Ave Maria, uscivano Sovillaggio e andavano per il paese, e i bambini che riuscivano a prendere, che non erano rientrati a casa, insomma, li prendevano. Ecco. E a proposito delle usanze, sì, intanto che voi parlavate, ho dato un'occhiata, mia mamma ci ha scritto le usanze qua con gli abiti, perché cioè, diciamo che l'abito buono veniva usato anche qua. Quindi lei diceva che se uno aveva solamente un vestito, durante la settimana, una ragazza parliamo, durante la settimana lo metteva in un senso e quindi lo sporcava, eccetera. La domenica lo girava a rovescio e compariva la parte pulita. Oppure se aveva la famiglia aveva la fortuna di avere un vestito in più, diciamo, però c'erano, non so, 2 figlie grandi, più o meno della stessa età, allora una andava alla messa prima col vestito e l'altra andava alla messa successiva per indossare lo stesso vestito. Quindi insomma c'erano anche qua delle abitudini legate un po' al decoro, diciamo all'apparenza. Noi abbiamo la domenica di Carnevale, abbiamo il costume della domenica di Carnevale, tabula maschera, quello che vedi in sala giù. Ecco, ma dobbiamo pensare a solo 100 anni fa, un abito del genere all'interno di un'economia familiare, che era un investimento, perché non è che solo comprare qui io dovrei per farlo, deve avere dei soldi, insomma, e pertanto il costume della domenica di Carnevale se lo potevano permettere solo le famiglie che comunque avevano un po', non direi agiate, ma avevano qualche soldo in portafoglio, no? E molto spesso vedevo dei matrimoni dove probabilmente investivano meno sull'abito da sposa che era, e di più sull'abito di Carnevale, no? Quindi c'è stata un'altra occasione negli anni 30 che è venuto qualcuno di importante a Udine e questi giovani che poi pescavano i più belli, perché noi onestamente cresciamo col ballo, con la musica, per cui tutti sanno ballare, tutti, non ce n'è uno che non sa. E quindi pescavano i più belli disponibili, quelli che non lavoravano, e li hanno portati a Udine. E appunto fra questi c'era anche Tabula Maschera, e c'è questa amica di mia nonna che in testa c'ha un centrotavola tutto ricamato di seta, una cosa rotonda tutta piena di fiori e frange che mia nonna aveva su sto tavolo, non so dove l'avesse comprato. Meraviglioso sto centrotavola. Un centro che io me lo ricordo benissimo e che è sparito durante il terremoto. Resia era la gestione del paese era di tipo matriarcale, perché i nostri uomini emigravano ambulanti e quindi tutto veniva portato avanti dalle donne, animali, campi, figli. E a me piace andare in cimitero a guardare le foto, leggere un po'. E ci sono le tombe di famiglia, per cui c'è il padre, i nonni, i genitori e poi i figli. Le figlie, quando si sposavano sempre verso i 23-24 anni, parlo di fine 800, inizi secolo,
perché probabilmente la madre non le lasciava prima per farsi aiutare a casa il più possibile, a tirare sui più piccoli, a lavorare nei campi, altrimenti una figlia di 16 anni, come succedeva in Friuli, voglio dire, in tutte le famiglie, che se ne va vuol dire che non hai un aiuto e che anzi devi aiutare tu se ha un figlio, se anche lei da parte del marito delle cose. Allora, che noi abbiamo quest'altra tradizione che è quella di andare a raccogliere i soldi durante certe feste, casa per casa, e poi si danno alla chiesa e con questi soldi si restaurano le cose, insomma, una tradizione che dura da 400 anni, che abbiamo, è rimasta da noi sicuramente, penso in Friuli da nessuna parte. Quando ti danno i soldi, a te cameraro, l'ho fatto anch'io, che vai con questa scatola col tabacco e offri il tabacco, in cambio ti danno qualcosa di soldi, dici boa lunai o boa lunet, che vuol dire che Dio ti torni quello che mi hai dato. E questo è Era una frase che urlava, insomma, diceva Matteo Unciti, uno dei il più grande suonatore del Novecento eurasiano, no? E cantando gridava Viva Resia! E io quando scrivo qualcosa, devo scrivere alla fine vi saluto con Viva Resia, che poi in resiano sarebbe Giveresia. Ecco, Giveresia. Maritza, rine na seti, kotana rushke pojde, hvila kjonte pri. La la li la le la, la la li la la, la la li la le la, la la li la la. Basta.